Bentrovati, buona giornata. I titoli e le notizie principali di questa edizione di Sicilia 24. Non solo agricoltura, anche la pesca è al centro dell'Expo in corso a Siracusa. Nessun cambio generazionale, cambiamenti climatici, maggiori problemi del settore. 8° giorno di manifestazioni a Caltanissetta per la mancata distribuzione dell'acqua. A guidare le proteste anche ad Enna le donne. Crisi idrica, Messina chiude il centro operativo comunale per la gestione dell'emergenza, ma l'acqua in molte zone della città continua a mancare. Catania, 10 kg di droga in un campo agricolo nel quartiere di Picanello, 4 in carcere. A San Berillo, 21enne nascondeva in camera da letto cocaina e marijuana, arrestato. Legge anti-crack all'Arsa, stanziati i fondi per investire in prevenzione e assistenza. Soddisfatto il papà di Giulio Zavatteri, morto per overdose. Abbattimento archi della Marina a Catania, il sindaco Trantino, nulla è deciso, ascolteremo il parere dei cittadini. Eisan, nel polo fieristico di Sicilia Fiere a Mister Bianco, l'esposizione dedicata allo sviluppo sostenibile e alle energie rinnovabili. Calcio, stasera il turno infrasettimanale di Serie C, al Massimino il Catania affronterà il Cerignola, impegni in trasferta per Messina e Trapani. Bentrovati, in apertura andiamo a Siracusa dove ad Ortigia si sta svolgendo l'Expo Divinazione che anticipa i giorni del G7 con al centro i temi dell'agricoltura e della pesca. Ci colleghiamo con Lorena Dolci. A te Lorena. Eccoci Adelaide, come dicevi tu, questo sarà il primo G7 della storia dedicato non soltanto all'agricoltura ma anche alla pesca, uno dei comparti strategici per l'intero paese. Ma prima di addentrarci anche in questo settore, a tenere banco oggi è una polemica, un botta e risposta a distanza tra il ministro Lollobrigida e il ministro Musumeci, con Lollobrigida che dice i ritardi, le inadempienze non sono da attribuire a questo governo ma ai governi precedenti, noi possiamo soltanto reperire risorse, quello che abbiamo fatto portando a casa 37 milioni e mezzo. Gli replica il ministro Musumeci, che è stato presidente della regione, dice in realtà i ritardi sono degli ultimi 20-30 anni. Quello che ha annunciato però è il completamento di alcune dighe, fra cui la diga Blufi, che è importante perché serve ben 3 province, che sarà completata entro il prossimo anno. La verità è che le dighe non si riempiono e quindi non è solo un problema di siccità perché sono piene di sabbia e quindi non possono riempirsi di acqua. Ma veniamo anche alla giornata di oggi all'Expo. Si è parlato di innovazione col ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che si è collegata in videocollegamento con gli studenti delle scuole, ha parlato di agricoltura che non è solo tradizione ma anche gestione delle risorse, quindi intelligenza artificiale, droni, irrigazione intelligente. Ha citato il caso Caivano, il famoso quartiere di Napoli simbolo del degrado ma anche del riscatto, dove a novembre partirà un corso di tecnologie applicate all'agricoltura. Ma veniamo alla pesca, di cui parlavi appunto anche tu in apertura, e quindi vi portiamo subito a bordo di un peschereccio. Cosa si prepara oggi in Cambusa? In Cambusa oggi ci sono totani con patate, poi facciamo i paccheri con le seppie e patate. Menù della festa oggi sulla Lucia Madre, ormeggiata per l'Expo al porto di Siracusa. Un peschereccio di Salerno che perlustra il Mediterraneo a caccia di tonni, i giganti del mare che finiscono soprattutto sulle tavole dei giapponesi. Qui l'acqua non manca né il pesce, a scarseggiare sono le braccia. Abbiamo il problema del ricambio generazionale, in quanto il settore non è più attrattivo per i giovani, ma non è più attrattivo non perché sia un settore, un'attività difficoltosa, impegnativa o non remunerativa. Purtroppo non c'è certezza per il futuro. Il comandante, quinta generazione di pescatori, ci fa visitare la barca, una tonnara di 46 metri. Siamo nella plancia di questo peschereccio, la plancia comando. Questo è ancora il timone, il classico timone, un oggetto simbolico bellissimo. Sì, un oggetto simbolico, un oggetto che deve esserci ancora a bordo, ma sostituito oggi da un semplice joystick. Imbarcazioni sempre più tecnologiche per affrontare una pesca più moderna e selettiva.
La pesca del tonno ha un periodo molto limitato nell'arco di un anno. Noi siamo autorizzati a pescare il tonno nel Mediterraneo per un massimo di 40 giorni. Ovviamente però noi siamo limitati anche da una quota ben precisa che ogni singola imbarcazione ha. Una volta terminata la quota o terminato il periodo, questi tipi di imbarcazioni vengono fatte rientrare in porto. Anche sul mare però incombono i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici hanno portato a un aumento delle temperature delle acque in primis, che ha comportato sia al fatto che molti pesci si stanno anche allontanando dalle zone dove normalmente vivevano proprio per cercare acque più fresche, e poi i cambiamenti climatici hanno portato a queste specie aliene che pian piano ci stanno invadendo, in primis fra tutti il granchio blu. Avete sentito, dunque mancano i giovani, e proprio per recuperare questo rapporto con le nuove generazioni oggi pomeriggio qui a Siracusa si terrà il G7 Giovani. Domani invece comincerà il G7 vero e proprio, un summit assolutamente blindato che si terrà al castello di Maniace. Da Siracusa è tutta, a voi la linea. Grazie Lorena. Da Caltanissetta a Enna la crisi idrica assume storie e volti di quotidiana resistenza. Le donne, madri e nonne guidano la protesta contro la drammatica mancanza d'acqua tra rubinetti a secco e disagi sempre più insostenibili. Il racconto dalle piazze e dai lavatoi dove la rabbia cresce insieme alla solidarietà. Gerry Italia. Da Caltanissetta a Enna la crisi idrica ha il volto delle donne che in questi giorni i rubinetti a secco hanno fatto sentire forte la propria indignazione. Nel capoluogo nisseno le mamme degli angeli, che da giorni organizzano proteste e blocchi stradali per una mancata erogazione che in alcuni quartieri è arrivata a picchi di 14 giorni, sono tornate questa mattina in centro storico con un nuovo sit-in. Nonostante le promesse di una distribuzione idrica scaglionata ogni 6 giorni, l'acqua arriva solo a macchia di leopardo e spesso torbida. La tensione cresce mentre i cittadini si sfogano sui social e il sindaco Walter Tesauro cerca di rispondere con un nuovo incontro in prefettura. Siamo stremati e ci dispiacciamo per tutto quello che succede, ma per tutti noi. Ma almeno con questo avremo una regolarità di sapere quando ci arriva certamente l'acqua. Quindi, ribadisco, uscirà un comunicato di Caltacque che indicherà che da qui a domenica verranno rifornite tutte le zone. Domani vi sarà dato il calendario delle zone che verranno rifornite. Già da stasera cominciano a erogare acqua, la zona in cui riceverà l'acqua saprà che lo riavrà fra 6 giorni, così domani, così dopodomani, così sino a domenica. Scene da Sicilia anni 50 anche Enna, dove, come vi raccontavamo ieri, un video diventato virale sui social ritrae una nonna e la nipotina intente a lavare i panni nei lavatoi di Papardura. Qui l'acqua arriva una volta ogni 6 giorni e i disagi sono enormi, soprattutto per chi, come le attività commerciali e le famiglie con disabili, deve affrontare spese aggiuntive per acquistare l'acqua. Il Comitato Cittadino Senza Acqua Enna ha già convocato un'assemblea per chiedere soluzioni immediate, affidandosi anche a un team di legali. E adesso andiamo a Messina, dove sembrava si tornasse alla normalità ed invece sono tante le segnalazioni di mancanza di acqua, soprattutto dopo la chiusura del centro operativo comunale e il passaggio dell'emergenza sotto la gestione dell'AMAM. Sentiamo Francesco Triolo. La normalità sulla distribuzione idrica che vantava il sindaco di Messina non più tardi di una settimana fa sono le tantissime segnalazioni di disagio e di mancanza di acqua che questa mattina continuano ad arrivare a macchia di leopardo da tutte le zone della città. Per molte zone l'emergenza infatti non è mai finita, per tanti altri invece la paura è di ripiombare nell'incubo dell'estate. Da lunedì è stato chiuso il COC, il centro operativo comunale, che sino a qualche giorno fa gestiva l'emergenza con l'invio delle autobotti. Tutto è passato in carica all'AMAM, l'azienda acque, ma il risultato è stato un inizio di settimana con i rubinetti a secco e con l'impossibilità di contattare i numeri messi a disposizione dalla stessa AMAM per l'emergenza. In via Uruguay parlano di situazione insostenibile da 3 giorni a secco, totalmente al limite dell'esasperazione anche gli abitanti di un tratto del viale Italia nei pressi dell'ospedale Cot, e poi problemi anche nei pressi del viale Boccetta. In via Sant'Agostino ieri è arrivata acqua sino alle 7 del mattino, oggi nulla. In via San Sebastiano non si vede da giorni. In via La Farina, nella zona tra ATM e via San Cosimo, esce acqua marrone, come ha fotografato un abitante della zona. Disagi idrici segnalati anche dalla zona sud, un tempo Isola Felice. Negli ultimi giorni hanno avuto acqua dalle 7 alle 9 ma con zero pressione. Anche a Villaggio Aldisio ormai da settimane si fanno i conti con pochissima acqua, oggi erogazione solo fino alle 8, comune AMAM per adesso stanno in silenzio.
Ci sarebbero 2 dispersi in mare davanti a Lampedusa, a segnalarlo i 55 migranti salvati che hanno riferito che sul Natante all'inizio del viaggio erano in 57, ma i loro racconti sono un po' discordanti e si stanno cercando verifiche. Un acquazzone non indicato alle previsioni meteo si sta abbattendo sulla costa occidentale del Palermitano, ma sta interessando anche diversi comuni della provincia. Il nubifragio non sarebbe stato previsto dai modelli meteorologici. Strade dissestate a Marineo e strade allagate a Bolognetta, Misilmeri e Belmonte Mezzagno. I vigili del fuoco stanno intervenendo a Carini per liberare alcuni automobilisti bloccati dalla pioggia. A Palermo strade allagate a Mondello, Partanna, Mondello e via Ugo La Malfa. A causa del maltempo 4 voli sono stati dirottati all'aeroporto Fontanarossa di Catania. E a Catania nascondevano la droga in un terreno agricolo nel quartiere di Picarello. 4 i giovani arrestati in flagranza di reato, sequestrati alla Guardia di Finanza 10 kg di hashish e marijuana. E poi c'è stato un altro arresto invece a San Berillo, dove un giovane teneva la droga nascosta nella sua camera da letto. Tonino De Mana. Andavano avanti ed indietro, si fermavano e ripartivano con il loro carico di droga. Chi acquistava hashish, chi marijuana, tutto sotto lo sguardo dei finanzieri del comando provinciale di Catania. 4 giovani arrestati in flagranza di reato a Picanello nel corso di un'operazione finalizzata al contrasto e allo spaccio di stupefacenti. Nel mirino delle fiamme gialle è finito un terreno agricolo con diversi ruderi, anfratti che servivano per nascondere la droga. All'interno sono stati notati 2 giovani che spostavano alcune pietre da un muretto a secco e a quel punto che sono entrati in azione i finanzieri che hanno rinvenuto 70 buste contenenti infiorescenze di colore verde risultate essere marijuana per un peso complessivo di 400 grammi ed un panetto di hashish. Poco dopo sul posto sono arrivati altri 2 ragazzi scooter che sono stati a sua volta bloccati dalle fiamme gialle. Nel corso dei controlli sono stati trovati 3 borsoni contenenti confezioni e buste di stupefacenti del tipo marijuana per un peso di 7,5 kg, nonché 17 panetti di hashish per un peso di 1 chilo e diversi bilancini di precisione. Complessivamente l'operazione ha permesso di individuare 10 kg di droga. Sulle piazze di spaccio la sostanza stupefacente avrebbe fruttato qualcosa come 100.000 euro. E la polizia ha invece arrestato un 21enne che nella camera da letto della sua abitazione del rione San Berillo Vecchio nascondeva 2 borsellini con 88 grammi di cocaina, 35 di marijuana e materiale utile per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto ai domiciliari. E a Palermo l'emergenza droga assume i contorni del crack. Adesso la legge anti-crack è arrivata all'Ars ed è diventata realtà. Sono stati stanziati fondi per investire in prevenzione e assistenza. Sentiremo adesso la soddisfazione del papà di Giulio Zavatteri, il giovane morto per overdose di crack, per quella che è una legge fondamentale nella lotta a questa terribile sostanza. Marco Gullà. Approvati tutti gli articoli, la legge che finanzia la lotta al crack è arrivata al traguardo, un grande passo verso la battaglia contro la droga che crea dipendenza assoluta e uccide tanti giovani. La legge prevede la creazione di unità mobili composte da medici e assistenti sociali delle ASP che interverranno direttamente nei quartieri più a rischio. Saranno inoltre stipulati accordi con strutture private per ampliare la rete di accoglienza e supporto ai tossicodipendenti. È un passo fondamentale, certamente un inizio, è una risposta che questo governo ha deciso di dare all'intergruppo parlamentare che presiedo contro le droghe. Ovviamente un disegno di legge senza i fondi adeguati era carta straccia, quindi è un primo inizio. La settimana scorsa si parlava di qualche milione di euro, adesso la cifra è a doppia cifra, appunto, e quindi noi siamo in questa fase soddisfatti. Alla stesura della legge hanno contribuito docenti, psicologi e operatori del sociale. L'obiettivo è creare quegli strumenti di supporto a favore di chi è caduto nella rete di quella terribile droga e azioni preventive per contrastarne la sua diffusione. Non può che essere soddisfatto il papà di Giulio, giovane ucciso dal crack. Siamo felici, questo è soltanto un inizio, adesso lavoriamo perché questa legge sia una buona legge, ma soprattutto vigiliamo perché funzioni e possa aiutare tanti ragazzi a venire fuori dalla dipendenza e altrettanti a non cadere in questo baratro che distrugge le vite delle persone e delle famiglie.
Un incendio è divampato in piazza Pagliarelli a Palermo in un'abitazione a piano terra. Madre e figlio si sono salvati, ma una donna rimasta intossicata al fumo è stata soccorsa dai sanitari del 118. Spente le fiamme, una parte dell'edificio è stata dichiarata inagibile. E adesso una pausa, ci vediamo tra poco. Ad Adrano un 28enne ubriaco alla guida di un'auto ha provocato un incidente stradale, fortunatamente senza particolari conseguenze, ed è stato denunciato dalla polizia, è stato segnalato alla prefettura di Catania per la possibile sospensione della patente e deve rispondere di guida in stato di ebbrezza. Archi della Marina a Catania, il sindaco Trantino interviene nel nostro TG e chiarisce: non ho mai detto di volerne l'abbattimento. Intanto il tema divide ancora i cittadini. Emanuela Corsi. Chiariamo subito, il sindaco non intende demolire gli archi della Marina. Il dibattito è ancora aperto in città sul mantenimento o l'abbattimento dei caratteristici archi della Marina. Sulla questione lo stesso sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha ad intervenire e a fare chiarezza. Ci sono ipotesi che prevedono la permanenza con la trasformazione in una bella passeggiata, altri che prevedono la valorizzazione della città attraverso l'eliminazione. Appena si porrà il momento, a quel punto noi verificheremo con progetti alla mano cosa sia meglio, sottoponendo questi progetti al punto di vista della città, in modo che chi dovrà decidere lo farà con maggiore cognizione di causa. Il primo cittadino che ha esposto in Consiglio Comunale i contenuti della relazione annuale sull'attuazione del programma elettorale ha citato proprio il piano di interventi per la mobilità cittadina, che riguardano sia la viabilità del lungomare sia la ridefinizione del waterfront, grazie anche alla sinergia con Ferrovie dello Stato. A tal proposito ha parlato del progetto relativo agli archi della Marina. Siamo limitati esclusivamente a dire che rispetto all'ipotesi ancora tutta da verificare dell'interramento della stazione centrale e della rete ferroviaria dovremmo decidere di cosa fare degli archi della Marina. Il sindaco domani sarà a Roma per discutere dell'interramento della stazione centrale. A Catania la pedonalizzazione stride con l'inciviltà della gente, rifiuti, elettrodomestici e arredi dismessi sulle strade percorse dai turisti che immortalano il degrado. Tonino De Mano. Più che un percorso si può definire un calvario. Chi lo percorre è già fortunato ad arrivare a destinazione senza conseguenze. Mentre l'amministrazione comunale prosegue dritto verso la pedonalizzazione, per i pedoni, paradossalmente, sono tempi sempre più difficili. Il centro storico paga l'inciviltà degli automobilisti capaci di parcheggiare ovunque. Siamo nei pressi della chiesa di San Nicolò l'Arena e l'auto che vedete è contemporaneamente sul marciapiede e sulle strisce pedonali. A pochi metri da Piazza Dante, una lunga colonna di auto occupa totalmente il marciapiede e poco importa se in bella vista c'è un segnale di divieto di sosta e fermata, tanto da queste parti i controlli stradali sono quasi inesistenti. Camminare a piedi fa bene, ma equivale ad un percorso ad ostacoli. Guardate questo surgelatore abbandonato a pochi metri dalla salita di San Giuliano. Vabbè, un po' difficile perché a volte le macchine sono posteggiate un po'. Non solo le macchine, anche un po' di un ingombro nei corridoi. Qui a Catania vige l'anarchia oramai, nessuno ci può fare niente se non abituarsi oppure andare contro il prossimo. Ed è impossibile percorrere il marciapiede in via Bambino. Qui siamo all'altezza del Civico 50, dove arredi dismessi, porte, finestre e vetri sono stati scaricati in strada. Noi, anche in qualità di proprietari delle strutture ricettive, faremo una proposta all'amministrazione dove chiederemo che installeremo noi delle telecamere, perché a volte capisco e immagino anche gli sforzi che fanno le amministrazioni locali, però anche i cittadini ci mettono di su. Non sono i residenti, ma chi passa con le motoapi scarica di tutto e di più. La cosa assurda e vergognosa e che ci rammarica tanto è il fatto che vediamo dei turisti che si fanno i selfie con questi cumuli di spazzatura e che quindi, dopo aver fotografato Piazza Duomo, i siti archeologici della nostra città, purtroppo si portano nei loro paesi anche questa immagine negativa per la nostra città e per la Sicilia tutta. Turisti indignati, residenti sull'orlo di una crisi di nervi, non sono ascoltati e si sentono anche loro abbandonati. Non viene nessuno, vengono, parlano al telefonino, prendono la mazza e se ne vanno.
Operai al lavoro nella fontana di Proserpina, uno dei monumenti più importanti di Catania. Dopo il nostro servizio denuncia che mostrava le indecorose condizioni della fontana, la Multiservizi e la Gemma sono intervenuti per restituire decoro e dignità, rimuovendo tonnellate di rifiuti e cenere lavica. L'intervento dovrebbe concludersi all'inizio della prossima settimana, quando catanesi e turisti potranno rivedere l'acqua zampillare dalla fontana. Invitiamo i nostri telespettatori ad inviarci segnalazioni al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Il vostro contributo insieme a noi può rendere una città migliore. Taglio del nastro questa mattina per l'Expo della transizione energetica Hey Sun, inaugurato nel polo fieristico di Sicilia Fiera Mister Bianco. Si tratta di una esposizione interamente dedicata allo sviluppo sostenibile e alle energie rinnovabili. È andata per noi Simona Mazzone. In un contesto storico dove futuro fa rima con energie rinnovabili, Hey Sun, l'Expo della transizione energetica, inaugurato nel polo fieristico di Sicilia Fiera Mister Bianco, diventa un'opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio, con circa 100 stand tra imprese, associazioni, enti e aziende che hanno fatto della tecnologia green uno stile di vita. Tra loro anche i giovanissimi alunni dell'Istituto Archimede di Catania, che sul tema Ghostbuster hanno vinto per il secondo anno consecutivo RoboCup Junior, competizione europea di robotica. Questo robot monta al suo interno una tecnologia di intelligenza artificiale, per questo motivo sarà in grado di riconoscere il colore magenta. In questo caso, quindi, all'attivazione del robot e non appena verrà passato davanti alla sua Pixie, una fotocamera in grado di riconoscere il colore, il robot procederà al suo movimento. Esistono territori dove tutto questo messo in pratica ha dato risultati sorprendenti, come in Kenya. In Kenya stiamo lavorando moltissimo su questi progetti sull'energia rinnovabile. Siamo il primo paese con 93% di energia pulita. Al taglio del nastro, amministratori locali e ospiti internazionali. In apertura un messaggio del ministro del Made in Italy Urso. Hey Sun vuole dare la possibilità a chi è che lavora in Sicilia con le rinnovabili, a chi è che è attore in Sicilia tramite la transizione energetica, poter venire a trovare i propri clienti, i propri fornitori o chi siano le aziende che trattano questi materiali a livello internazionale. Una vetrina importante per costruire un futuro che punta alla sicurezza energetica e alla sostenibilità ambientale. Evento molto importante che focalizza l'attenzione sulla transizione energetica, tema di scottante attualità e dove il nostro territorio, per ovvie ragioni di geocentrismo della Sicilia e per le caratteristiche climatiche, può svolgere una funzione fondamentale. L'Expo resterà visitabile fino a venerdì prossimo. Il decreto Salva Casa 2024 è legge, a Sicilia 24 Focus si parlerà del suo recepimento in Sicilia, tutte le novità di una legge che permetterà di sanare molte difformità nelle abitazioni. In studio con Roberta Lunghi, l'ingegner Biagio Bisignani, direttore ufficio urbanistica del comune di Catania. Appuntamento alle 14:30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Linea WhatsApp per le domande 342 74 55 005. Adesso una brevissima pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio. Stasera alle 20:45 Catania in campo al Massimino contro il Cerignola. È il primo di due impegni consecutivi che possono rilanciare i rossazzurri dopo la sconfitta contro il Giuliano. Francesco Triolo. Il massimo al Massimino, Mimmo Toscano punta sul fattore casa per rilanciare il suo Catania. Il doppio turno casalingo tra stasera e domenica rappresenta un passaggio importante per i rossazzurri, un passo per volta però, a cominciare oggi da quel Cerignola che neanche tanta sorpresa in un campionato rivelatosi molto equilibrato si trova a lottare nelle prime posizioni, un Cerignola nel quale si vede la mano del proprio allenatore. Dobbiamo essere una squadra pronta dal punto di vista nervoso e mentale. Cerignola è una squadra organizzata, ha delle caratteristiche importanti soprattutto nel reparto avanzato e nel reparto di centrocampo dove ho anche dei calciatori che ho allenato, quindi li conosco abbastanza bene. Ha 10 punti in classifica, quindi ti deve far capire che è una squadra di livello alto. È una bella sfida per noi, a noi devono piacere le sfide e la dobbiamo affrontare alla maniera giusta.
L'allenatore etneo dopo la rifinitura ha confermato l'assenza di 5 elementi e non di poco conto. Ai già noti di Tacchi e Popovic si aggiungono Beters, De Rose e Gherardi, che non ha smaltito un affaticamento. Dunque in difesa potrebbe toccare di nuovo Acquaini, occupare la fascia destra in linea con Di Gennaro e Castellini. In mezzo Sturaro potrebbe essere affiancato da Verna con Guglielmotti, Oraimo e Anastasio laterali. Si prevedono rotazioni in avanti visti anche gli impegni ravvicinati. Montalto potrebbe cominciare il match magari facendo staffetta della ripresa con Inglese. I trequartisti, Jimenez ha la possibilità di cominciare dall'inizio con Lunetta, anche se Luperini, Carpani e Stoppa ambiscono ad un posto nella lista dei titolari. Massimino, che si preannuncia sold out nelle curve e quasi esaurito negli altri settori. Calcio di inizio alle 20:45, diretta 30 minuti prima su Telecolor con diretta stadio con le interviste in un ampio post partita. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.